Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Questa mattina abbiamo ospitato un gruppo di bambini che stanno frequentando un centro estivo di un paese limitrofo e abbiamo voluto lavorare sull'importanza di conoscere i 5 sensi, che sappiamo quanto siano importanti non solamente per i ragazzini, per i bambini, per quale metodo di apprendimento, ma diventano importanti anche per noi adulti. E noi questo lo vediamo ogni qualvolta gli ospiti arrivano e si siedono a tavola. Infatti io che cosa faccio nelle mie preparazioni? Cerco di mettere nel piatto i colori della stagione. Ovviamente in questo periodo io sto preparando dei piatti che abbiano dei colori importanti come il giallo, l'arancione, il rosso, il verde. E lo faccio in quale modo? Lo faccio utilizzando la frutta e la verdura di stagione, quindi mettendo i pomodori rossi, i peperoni verdi, le carote, metto l'insalata, qualche erba aromatica, ma lavoro anche in quale modo? Sul gusto, quindi ecco che ricorro ad un altro dei nostri 5 sensi. Per questo dico che in un agriturismo, in una struttura come la nostra, che vive guardando e rifacendosi alla natura, i nostri 5 sensi sono sempre, sono sempre richiamati, sono sempre allenati. E noi siamo orgogliosi di contribuire a questo facendolo con le nostre proposte della settimana, che sono fatte con le paste realizzate da noi, quindi come le fettuccine con le verdure dell'estate, oppure con i bigoli con il ragù di corte, oppure con i piatti a base di carne. E qua vediamo che i nostri ospiti apprezzano non solamente il colore, ma a volte vediamo che anche assaporano e profumano e annusano meglio le preparazioni che noi sottoponiamo. Se anche voi quindi siete curiosi di allenare i vostri sensi, ma non solo, se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento ho pensato di continuare ad avvicinarsi, a fare in modo che le persone si abituino ad ascoltare i propri sensi e penso che lascerò i cartelli dei 5 sensi esposti qui all'interno di Valgrande. Ciao, buona settimana!